Mercoledì 29 marzo al campo sportivo di Pizzoletta si gioca la semifinale di ritorno della Coppa Veneto tra la squadra della Scaligera e la squadra dell'Asolo. Affrontiamo l'Asolo con un vantaggio di 3 punti a tavolino, ma abbiamo una squadra decimata da infortuni e squalifiche. Sappiamo che con l'Asolo, che ci ha battuti 2-0 all'andata, sarà molto dura. L'importanza dell'incontro è molto sentita dalle due tifoserie. La Scaligera vorrebbe approfittare della situazione e l'Asolo non vuole perdere l'occasione nonostante la penalizzazione. E tra il fumo dei fumogeni comincia la partita. La Scaligera si rende subito pericoloso, prima con la punizione di Anichiarico e poi sul tiro di Falavigna che colpiscono 2 volte la traversa. È stato solo un lampo in una serata abbastanza scura. L'Asolo si butta in una serie di attacchi verso la nostra porta. Stavolta René ci salva con questa magnifica parata. Poi sul proseguo dell'azione è Anichiarico che controbatte il tiro a rete di un attaccante e la mette fuori. L'Asolo si prova con punizione dalla distanza, poi sulla rimessa c'è un tiro che finisce alle stelle. Nuova discesa dell'Asolo sulla destra del campo e passaggio e tiro conclusivo che passa sopra la traversa. Nuovo attacco dell'Asolo. Bei passaggi, scambi fra gli attaccanti, tiro conclusivo, il René ci salva un'altra volta. Il successivo calcio d'angolo non ha storia, il tiro finisce fra le braccia di René. Punizione battuta da Anichiarico, Zaghi controlla e tira ma un difensore la mette fuori. Sul successivo tiro da calcio d'angolo c'è un colpo di testa, la palla carambola e poi finisce fra le braccia del portiere. Azione dell'Asolo che parte da rimessa da fallo laterale, un paio di scampi e tiro finale che finisce a lato. Ed è ancora l'Asolo che si ripropone su punizione, il tiro è tra le braccia del portiere. E finalmente, partendo da questa punizione, vediamo una bella azione della Scaligera. 2 o 3 passaggi, Falavigna con uno slalom si libera, spara ma il portiere para. E partendo da questo tiro da calcio d'angolo si innesta una bella azione della Scaligera. Vediamo dei bei passaggi, dei bei scambi fra i vari giocatori, poi il tiro finale purtroppo si perde alto sopra la traversa. È stata dura arrivare alla fine del tempo senza prendere gol, ci siamo riusciti grazie a René e alla imprecisione dei nostri avversari. L'Asolo comincia il secondo tempo attaccando e poco dopo su questa azione un attaccante viene atterrato in area e l'arbitro concede il rigore. Tra le varie proteste viene estratto anche il cartellino giallo. E poi il rigorista si prepara alla battuta, ma René compie l'ennesimo miracolo. Poco dopo, sull'azione successiva, un fallo di mano in area provoca il secondo rigore e un altro cartellino giallo. Il rigorista è cambiato, ma la storia non cambia e René si ripete.
La durezza dello scontro e i precedenti acciacchi obbligano il Zaghi ad abbandonare ed entra Ziviani. Infortuni. E la Scaligera riparte con questa punizione di Anni Chiarico, qualche scambio fra i giocatori e Falavigna arriva al tiro, il tiro è debole, finisce fra le braccia del portiere. Dopo questa rimessa di René c'è questa ripartenza dell'Asolo, colpo di testa, un attaccante viene steso in area, non mi sento di dare giudizi sui rigori, ma è il terzo in un quarto d'ora. L'arbitro estrae il cartellino giallo e successivamente il rosso e manda fuori il giocatore. Alla battuta viene cambiato di nuovo il rigorista, ma René para per la terza volta. Ci sono stati 3 rigori in quarto d'ora, non abbiamo perso l'imbattibilità, la perdiamo adesso su questa azione. Bravo! Alla ripresa forse la Scaligera ha capito che non si può sempre arroccare in difesa. Il nuovo entrato tenta questo tiro in avanti alto sulla traversa, ma purtroppo il gol ha dato anche decisione all'Asolo, arriva di nuovo a rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. L'Asolo ci riprova partendo da calcio d'angolo, tiro verso la nostra porta, passa appena sopra la traversa. Reazione della Scaligera con questo nuovo entrato, un 2005, si porta al limite dell'area, crossa verso il centro, Dennis riceve e la mette per un compagno che tira, ma il tiro esce appena a lato della porta. La stanchezza comincia a farsi sentire, non ci sono sostituzioni, questo tiro di Anni Chiarico non è come il solito. Tentiamo comunque di alleggerire la pressione dell'Asolo, fuga di Samanà verso a sinistra dell'area, cross verso il centro, Ziviani non ci arriva per un pelo. Gli attacchi dell'Asolo continuano, ci arrocchiamo in difesa, tentiamo di difenderci, ma dobbiamo fare qualche fallo in più, viene assegnato questa punizione. Viene sistemata la barriera, ma questo tiro è bellissimo, la scavalca e si infila in porta. I tifosi dell'Asolo cominciano a crederci. L'Asolo tenta di chiudere la partita, René deve superarsi per evitarlo. Purtroppo su questo tiro da calcio d'angolo non può fare niente, il colpo di testa va in rete e andiamo ai rigori. C'è solo il tempo di fare il cambio di portiere per l'Asolo in previsione dei rigori. Poi su questa ultima azione verso la nostra porta dell'Asolo l'arbitro fischia 3 volte e chiude la partita. E siamo alla lotteria dei rigori, l'abbiamo vinta 2 volte nelle precedenti partite di passaggio del turno, stavolta è la terza, vedremo se uscirà il biglietto vincente. Il primo a battere per la Scaligera è Anni Chiarico. Il secondo rigore è battuto da Michielin per l'Asolo. È la volta di Sgarbossa per la Scaligera. E adesso è Callegaro che
batte per l'Asolo. Dai. E per la Scaligera tocca a Samana. Quest'ultimo rigore lo batte Mazzeo. Anche questo rigore entra in rete, sono 3-3 e l'Asolo va alla finale. Ci resta il rammarico per l'occasione perduta, lo vediamo tutto nelle facce dei nostri ragazzi. Abbiamo perso con una squadra veramente forte, onore al merito, avremo altre occasioni.